Un altro ospite, lui è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Sentiamo cosa ha da comunicarci oggi. Beh, non è uno scherzo certamente. Buonasera. Anzi, grazie Donatella e Donata che mi avete dato la possibilità di indossare questa mascherina, anzi molto bella, con la bandiera italiana, perché siamo italiani. E prima di iniziare a raccontarvi quello che voglio dirvi stasera, un particolare attenzione va al sostituto commissario Giorgio Guastamacchia, che sabato ci ha lasciato a causa di questo Covid-19. Un uomo, un ragazzone di 52 anni, che lascia la moglie e 2 figlie per aver contratto questo Covid-19, questa maledetta malattia del secolo, perché diventerà la malattia del secolo. E come Giorgio tanti altri colleghi si sono ritrovati positivi al Covid-19 e alcuni sono anche deceduti. Quindi mai come mai possiamo dire che uomini e donne della Polizia di Stato, ma del comparto sicurezza, oggi rischiano, come i medici, oggi rischiano perché in prima linea, oggi rischiano perché magari non muniti di necessari accorgimenti per combattere questa malattia. E nel momento così delicato, importante, dove ci vengono raccontate con slogan "ce la faremo, uniti, fratellanza, benevolenza, vogliamoci bene", questo è il momento per farcela, cosa accade? Accade dell'incredibile, io poi lascerò a voi pensare. Non voglio neanche arrabbiarmi, ve lo voglio raccontare. La settimana scorsa, durante i lavori della 4ª Commissione Sicurezza e Difesa del Senato, durante una conversione in legge di un decreto legge del 17 marzo 2020, hanno fatto un emendamento che dà piena immunità ai dirigenti, datori di lavoro della pubblica amministrazione, alzando uno scudo sia in settore civile che penale se un dipendente delle forze dell'ordine e della difesa contrae il virus in servizio. Beh, io credo che non solo un dirigente sindacale, ma tutti gli uomini del comparto sicurezza e difesa debbano essere scioccati da questa notizia e amareggiati da questo comportamento. Noi abbiamo scritto al nostro capo della polizia, il prefetto Gabrielli, al ministro Lamorgese e a tutti i gruppi parlamentari, affinché questo emendamento venga immediatamente cancellato, perché non è possibile. Noi chiediamo le mascherine, chiediamo i guanti, per l'amor di Dio, vengono consegnati, sono state consegnate parecchie mascherine, parecchi guanti, grazie anche alla protezione civile, grazie anche alla comunità, ve l'avevo ricordato, la comunità cinese proprio a Pordenone ci ha fornito 1000 e poi 2000 mascherine, quindi voglio dire, ringrazio queste persone. Ma la nostra politica cosa fa? Fa un emendamento per scagionare, per dare immunità ai vertici se uno contrarre la malattia, oggi come oggi, dove ci viene richiesto di fermare e controllare, dove sono già 2,5 milioni i controlli effettuati e oltre 150.000 le contravvenzioni elevate. Lascio a voi pensare, non voglio continuare, non voglio arrabbiarmi, lascio a voi a decidere che questa è la nostra politica, questo è l'interesse per la sicurezza. Ne riparleremo magari quando ci saranno le elezioni. Grazie e alla prossima volta, ma meditate su quello che vi ho raccontato. Da un ospite all'altro, un consigliere regionale, Stefano Turchette, consigliere in Friuli Venezia Giulia per la Lega.